E allora si tratta di una donna, Daniela, cognome Noli, data di nascita 22 febbraio 1966, professione pedagogista, segni particolari, da sempre il buon esempio. È giusto che sia non così. Poteva essere, signori, con grande gioia e felicità, molto happy con noi Daniela Noli. Buongiorno Daniela. Buongiorno a voi. Ben arrivata, ben ritrovata. Cos'era? Era un ben ritrovata. Ho l'onore di conoscerla in altri ma le è uscito un ben ritrovata che non si è capito bene cosa ben sia. Ritrovata, è anche sempre più bella e più giovane. Grazie. Va bene, Dov'è Daniela? È un Latin lover, è un uomo di altri tempi, cerca sempre di corteggiare ogni donna che si trova davanti. Il problema è che le donne non fanno la stessa cosa con lui, questo è il problema. Allora Daniela, va corretto anche lui. Noi cerchiamo sempre di mantenere un clima allegro, di buon umore, insomma una trasmissione questa di intrattenimento ma anche di approfondimento su alcuni temi e l'averti qui per noi è un grande piacere. Innanzitutto perché la tua professione in questi giorni più che mai è legata a dei fatti di cronaca che adesso poi andremo anche a connotare. Però la pedagogista molto spesso viene confusa con la psicologa. Non c'entrano niente. No, non è o che c'entrano non, in qualche modo. Non è che non c'entrino niente, diciamo che dovrebbero collaborare. La realtà è che spesso e volentieri, anche, e questo è un malinteso che si crea anche all'interno delle istituzioni, la figura dello psicologo viene proprio sostituita con quella del pedagogista, mentre le funzioni sono diverse. Vanno a integrarsi ma non certo a sostituirsi, perché il pedagogista è lo specialista dei processi educativi, formativi, lavora sulla prevenzione, lavora sull'accompagnamento, non soltanto fra l'altro con i minori, ma anche quando se vuoi a casa ti seguono da quella inquadratura. Okay, te lo dico perché così puoi parlare direttamente anche a loro. Segue tutti i processi che riguardano comunque la formazione, l'istruzione, l'educazione, quindi non soltanto rivolta ai bambini ma anche alle famiglie, sì, perché uno pensa alle coppie, dà un sostegno proprio su quello che è tutto il percorso formativo del bambino. Se uno fa l'analisi della parola pedagogia pensa sempre che dal greco spaidos, esatto, si bambini, parli di bambini, invece no, il pedagogista ha a che fare anche con i ragazzi che sono in crescita, quindi gli adolescenti ma anche gli adulti e gli anziani, quindi con tutti coloro che comunque hanno a che fare con la tipologia dei minori e quindi di bambini e adolescenti e che devono avere a che fare con loro, quindi anche dal punto di vista della formazione per le insegnanti che si rivolgono ai bambini, ma anche all'interno delle ASL per esempio, oppure all'interno di aziende come selezione di risorse del personale, perché comunque devono avere a che fare con bambini, minori, giovani. E quindi questo è un momento importante veramente per rivalutare la figura che è stata spesso sottovalutata. Questo è vero, è verissimo. Sì. Noi l'anno scorso, quando ero presidente dell'ERSO, abbiamo fatto... Ecco, tu hai avuto a che fare molto con i giovani universitari, da presidente dell'ERSO. Ma diciamo che io ormai ho da moltissimi anni a che fare con i giovani, da sempre, diciamo, a parte la formazione, ma ho fatto 27 anni di volontariato con i giovani, poi sono stata assessore alle politiche giovanili e a seguire presidente dell'ente regionale per il diritto allo studio. E proprio l'anno scorso, siccome io sono socia dell'AMP, che è l'Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani, ed è l'unica anche fra l'altro riconosciuta dal Ministero di Giustizia, abbiamo sentito l'esigenza insieme all'università, nella persona della professoressa Rita Fadda, di cercare veramente di far capire che cosa fa il pedagogista, perché si confonde anche con quello che è l'educatore. L'educatore è una persona che ha una laurea triennale, che ha delle competenze diverse rispetto a quelle che ha il pedagogista. Il pedagogista ha a 360 gradi una formazione molto più dettagliata e specifica e dovrebbe essere veramente di accompagnamento all'interno delle istituzioni. Daniela, io ti dico questo, se ti va, magari anche approfondire questo tema lungo il corso delle prossime settimane, se ti andrà di tornare a trovarci, perché è sicuramente un tema molto ampio, però rimanendo sull'attualità, come tu hai detto prima, hanno un compito di interazione e di arrivare anche a formare chi poi si rivolgerà ai bimbi, quindi avrà contatto con i bimbi, maestre d'asilo, insegnanti e quant'altro. Proprio la cronaca di questi ultimi anni, ma in questi giorni specificatamente di queste ore, ci porta alla luce un'altra di quelle storie raccapriccianti che vede una insegnante, una maestra d'asilo avere con i suoi bimbi un atteggiamento così violento, così crudo, addirittura da chiuderli dentro un armadietto a chiave, da prenderli a colpi, da veramente strattonarli fino a far piangere un bambino gridando aiuto, aiuto, voglio la mamma, voglio la mamma. I genitori che oggi e che adesso magari ci stanno anche seguendo, quando devono decidere di mandare il proprio figlio alla scuola materna, all'asilo, oggi c'è un po' più di paura, perché dici con questo tipo di accadimenti
la categoria in generale ne perde come sempre, dici ma chi troverò? Ma sarà meglio affidarlo alla nonna che magari sono più sicura, per rivalutare un po' anche quel settore, insomma la figura dell'insegnante che è fondamentale, credo, la scuola a partire dall'asilo sono fondamentali per crescere e avere degli insegnamenti, ma questi insegnamenti vanno cadendo nel momento in cui vedi questi atteggiamenti da parte di maestre che hanno forse dei problemi insomma nel loro bagaglio di relazione, esatto. Cosa si può dire a genitori che giustamente dicono ma io l'asilo non lo mando perché con quello che sento? Ma c'è un problema di fondo alla base, intanto che gli asili sono pochi, spesso si manda il bambino vicino a casa piuttosto che perché costa meno rispetto a un altro, e questo fa la differenza ed è una prima scrematura che non sempre rispetta il rapporto qualità-prezzo, proprio qualità risposta di formazione rispetto ai propri figli. C'è una cattiva abitudine, ma che è tutta italiana, quella di non chiedere mai il curriculum delle persone con le quali si ha a che fare. Non che uno scritto sia poi indicativo effettivamente di capacità, è la premessa, però magari, sicuramente è un primo gradino, esatto, se non altro per capire con chi si ha a che fare. Non mi è mai capitato di sentire genitori che su questo si battono e vanno ad approfondire il tema di chi sarà l'insegnante dei propri figli. Scusa un secondo che questa è meravigliosa. Sta squillando un telefono. Facciamolo vedere. No, facciamolo vedere che squilla un telefono in onda. Di chi è il telefono? Ma del presidente Mameli. Buttiamolo lì che è meglio. Ma vedi cosa? Ma va bene. No, ci vuole un Matteo, se vuoi Lampe ti accoglie. Io vengo volentieri, ma mi porto dietro lui per fargli capire come ci si comporta. 60 anni che gli dico in studio il telefono, se ce l'hai, io ce l'ho, ma spegnilo. Attore dimostra che anche tu non hai equilibrio. La diletta Daniele potrebbe insegnarti un percorso educativo. Scusi un attimo, prego, ti difendo io, tranquillo. No, voglio vedere. Sì, ma non ho capito bene. Ma scusami, voglio controllare. È spento, va bene, l'abbiamo spento, perfetto. Sì. È un violento. Chiudiamo il discorso, prego, scusa Daniela, ma no, quindi questo sicuramente è una prima attenzione che dovrebbero avere, però io vorrei fare un passettino leggermente indietro, perché ci sono dei dati che sono fondamentali, che sono stati rilevati nel 2013 da una bellissima indagine che è stata fatta dal CISMA e dall'associazione Terre des Hommes, perché il problema in Italia è che nonostante l'ONU ci stia bacchettando da oltre un decennio, non c'è una sistematizzazione della raccolta dei dati sul maltrattamento dei minori. Sì. E da questa indagine è emersa che circa 100.000 minori all'anno sono vittime di maltrattamenti. 100.000? Esattamente. Ed è un numero raccapricciante. È un numero raccapricciante e sicuramente anche sottodimensionato, perché, ripeto, non c'è la possibilità di avere da tutti i comuni queste informazioni. Vuoi dirmi che la violenza sulle donne e la violenza sui bambini camminano di pari passo? Cioè nel senso che non si denunciano le violenze sui minori? Esatto, assolutamente. Cioè c'è paura di denunciare? No, ma non solo, ma il 52% di questi maltrattamenti sono frutto di trascuratezza affettiva e materiale, quindi avviene all'interno delle famiglie. Allora, è inutile che noi sottovalutiamo questi aspetti, perché poi è ovvio che un bambino così all'interno della scuola non ha delle regole, si sente trascurato, quindi ha anche degli atteggiamenti e dei comportamenti che sono lesivi non soltanto della sua stessa persona, ma anche dei bambini con i quali si deve confrontare. Quindi si pone anche un problema per quanto concerne la cultura delle mamme, giunto a questo punto. Assolutamente sì, infatti l'ANPE sta lavorando proprio sulla genitorialità, perché quella è uno degli aspetti importanti che vanno approfonditi, perché mettere al mondo un figlio non significa essere anche dei bravi genitori. E quindi fare il genitore è un mestiere credo che non sia mai completo, cioè non riuscirai mai. Sì. Auguri. Grazie. Lo saluto Federico e anche la mamma Daniela che ci stanno guardando, però il discorso è che fare il genitore non si è mai istruiti fino in fondo, cioè è un divenire, è un cercare di capire cosa di fronte a te c'è e come comportarti. Certo, le regole principali, insomma, il voler bene, l'amare un figlio deve essere una cosa che viene da dentro, senza insegnamento. Poi si dice sempre che è il mestiere più complicato della vita, del mondo. Sì, però bisognerebbe anche smetterla di voler fare gli amici dei figli. No, perché quello mai. Io sono del parere che proprio è la cosa più sbagliata. Esatto. Io sento figli che chiamano i genitori, che ne so, Marco, Donatella, ma quando mai? Mamma o babbo o papà? Certo, perché il ruolo genitoriale è fondamentale. I ragazzi hanno necessità di... L'ultima, perché abbiamo poco tempo. Ma la sculacciata a un bambino è sempre utile?
è sempre utile, diciamo, no, io sono contraria a utilizzare certe forme di strumenti educazione. coercitivi no. Diciamo che però può capitare che uno sculaccione ci stia anche bene, ma se uno ha impostato un certo tipo di educazione nei confronti dei figli, non c'è necessità di arrivare alle mani, cioè basta uno sguardo, come dicevo io quando ero piccola, bastava che i miei genitori mi guardassero un po' storta e già capivo che dovevo riallinearmi, ma questo tu lo puoi fare se il genitore ha ancora quell'autorevolezza che gli compete, ed è quello che invece stanno delegando all'esterno perché vogliono fare gli amici. Non è possibile, non è corretto. Tanto ci ritroveremo la settimana prossima. Benissimo. Quindi sarà un piacere allargare questo tema, che è un tema che sicuramente le signore, le mamme, i papà, insomma chi ci sta seguendo a casa in questo momento, che non è magari scappato già per andare a lavorare, ha, e sono sicuro, come interesse principale, perché l'educazione dei propri figli, il rapporto con i bambini, con i propri figli, che sono poi il nostro futuro, è fondamentale. Allora capiamo e capire anche cosa fa un pedagogista e come si può essere anche in contatto con un pedagogista per trovare un aiuto è fondamentale, secondo me. Quindi Daniela, grazie per il momento, ci troviamo la settimana prossima. Daniela Noli, la nostra pedagogista, solo diciamo così, la nostra, tanto ormai ci prendiamo il diritto di fare nostro tutto quello che ci passa di fronte. C'è la pubblicità, invece tra poco torneremo e parleremo di solidarietà, una partita di calcio per solidarietà, e poi se ce la faremo andremo anche a Sassari, dove ci collegheremo con il nostro mental coach Fisio Crabo. Ha capito? Perfetto, d'accordo. Bene, torniamo tra poco, i due di Via Venturi. Grazie Daniela. Ciao. Ciao.